Nelle aule barocche del comune di Naro, l'associazione culturale Naro che rinasce ha consegnato il premio siciliano nel mondo al dottor Aldo Locurto. Il medico, che ha operato tra l'Italia e oltre 50 paesi del mondo, è stato scelto dalla presidentessa dell'associazione, l'avvocatessa Yolanda Grillo Nicolaci, per il suo impegno nei confronti dei meno fortunati di tutto il mondo. Locurto, che tra l'altro ha operato al fianco di Madre Teresa di Calcutta, ha esposto le varie problematiche che nei suoi viaggi ha affrontato e delle realtà con cui è venuto in contatto. Particolare soddisfazione ha espresso l'amministrazione comunale di Naro per il fatto che il dottor Locurto ha origini naresi. Andato via in tenera età, prima da Agrigento e poi a Pavia, dove completerà gli studi, il dottor Locurto, con un certo orgoglio, ha mostrato la carta di identità del padre e alcune cartoline della Naro degli anni 40. Locurto, dopo aver visitato la cittadina, è rimasto particolarmente sorpreso dalle bellezze architettoniche della città e dai suoi tesori d'arte. Locurto, sottolineando le sue radici, ha scritto un libro sulle piante medicinali della Valle dei Templi che, in mattinata, ha distribuito gratuitamente al liceo Empedocle dove studiò durante l'adolescenza. Il nome di Locurto va ad aggiungersi a quegli illustri personaggi che sono stati premiati dall'Associazione Naro che Rinasce, orgoglio per una provincia che sa dare natali a personalità che riescono con la loro opera a migliorare la società in cui viviamo e a spronarci a fare di più. È stato difficile scegliere Locurto come l'arrivo di questa premiazione? No, non è stato difficile perché la nostra associazione si riunisce nel corso dell'anno ed esamina le possibilità, le indicazioni che ci vengono e dai soci e da persone che sono legate a noi da un rapporto di simpatia, di adesione spirituale. Quest'anno il Cavaliere Sicilia, che era un personaggio di Naro, è morto poco tempo fa, ha suggerito al dottore Novella, che è il dirigente dei servizi culturali di questo comune, il nome del dottore Locurto. E allora siamo andati un pochino a fondo, abbiamo assunto informazioni e abbiamo deliberato di indicarlo come siciliano nel mondo per quest'anno. Oggi lei riceverà un premio che è già stato assegnato da altre illustre personalità della nostra provincia, ma a lei che effetto fa ritornare nella sua città di origine? Ma veramente io sono come uno straniero in patria perché sono riuscito a recuperare tra i ricordi di famiglia la carta d'identità di mio padre che risale al 1949, l'anno in cui io sono nato. Ho scoperto e ho rivisto che sono nato a Naro in una via che so che non è molto lontano da qui. Però io a 2 anni di età, mio padre poi è andato a vivere ad Agrigento, quindi non posso avere dei ricordi di questa città. E naturalmente diventa un polo di attenzione per me questo riscoprire le mie origini e nello stesso tempo girando in 50 paesi, occupandomi di piante medicinali di mezzo mondo, non potevo dimenticare anche le piante medicinali dell'area in cui io sono cresciuto. Sindaco Morello, oggi la città di Naro consegna un premio illustre ad un suo personaggio che ha dato tanto e sta dando tanto al mondo intero. Siamo veramente felici di consegnare questo premio come Naro, naturalmente la città di Naro, però è l'associazione Naro che Rinasce che sta riproponendo ancora per l'ennesima volta, per l'ennesimo anno, dopo veramente tanti decenni che è presente a Naro con questa manifestazione, questo premio così particolare ad un siciliano nel mondo, cioè ad una persona che nonostante ormai viva lontano dalla nostra Sicilia, nonostante che viva a contatto con realtà e culture anche diverse, come in questo caso il dottore Locurto, nonostante tutto continua a mantenere la sua natura, la sua origine, le sue tradizioni e non dimentica appunto il suo territorio, quello che gli ha dato i natali. Vice Sindaco Terranova, oggi Naro ha premiato, ha riconosciuto una grande persona che tra l'altro è della vostra cittadina. Sì, il dottore Aldo Locurto che ci ha degnato della sua presenza nell'ambito del nostro territorio e ci ha onorato veramente, come abbiamo visto ora a finitura del video e della descrizione che ci ha fatto di quelle
che veramente un medico fa, come diceva il dottore della struttura di Ribera precedentemente, oggi i medici rischiano veramente, perché io sono anche un avvocato e rischiano denunce, quello e quell'altro, però nello stesso tempo c'è chi del lavoro fa la passione della vita